Eccoci con il presidente del Portogruaro Calcio Antonio Tarlà. Purtroppo ci è andata male questa partita di dentro o fuori, 3 incontri e 3 sconfitte con questa squadra che per noi è stata veramente micidiale. Il Portogruaro comunque ha fatto la sua partita, ha avuto anche le occasioni per passare in vantaggio non una ma più volte, è andata così, ma io salverei lo stesso questa annata. E al di là del rammarico della sconfitta non c'è da soffrire più di tanto. Beh, la sconfitta fa sempre male, quindi anche aver perso la prima partita con i playoff su una squadra che non siamo riusciti a batterla quest'anno. Abbiamo preso 6 gol e non ne abbiamo fatto neanche uno, quindi è una squadra che anche l'anno scorso ha fatto i playoff, quindi è abituata, forse probabilmente noi non siamo ancora con la mentalità giusta per fare i playoff, però per me l'annata è andata benissimo, siamo arrivati secondi e ogni anno miglioriamo, quindi speriamo di migliorare anche il prossimo anno. Ecco. Sì, io di questo campionato ricorderei più il secondo posto che non questa sconfitta in casa, che una partita secca ci può anche stare, però io ripeto, il Portogruaro le sue occasioni le ha avute, il calcio è fatto così, quando non la butti dentro poi vieni punito, e siamo stati puniti su un calcio di punizione. Sì. Il nostro problema più grande quest'anno sono stati i calci da fermo, ne abbiamo presi tanti di gol, però se a 30 secondi dal primo tempo entrava quel gol lì, la partita era un'altra cosa. Hai visto la prima occasione, dopo 30 secondi poteva essere 1-0 per noi, però il calcio è fatto così. Noi continuiamo a sentire sottofondo l'esultanza della Robeganese. Giustamente, insomma. Allora, una piccola proiezione, ma proprio un flash, ci può anticipare qualcosa o dormiamoci su, come si dice, facciamoci questa estate tranquilla e poi ne riparliamo in pre-campionato? Sì. Voglio anche dire, come ho smentito sul giornale, il discorso della fusione con la Fossaltese, ma ciò non vuol dire che ci può essere un restyling? No, un restyling, ristrutturazione, un ampliamento del nostro direttivo, dei nostri soci. Portogruaro è aperto a tutti, quindi a chi vuole fare calcio e chi vuole bene a Portogruaro Calcio. Noi stiamo andando avanti e continueremo ad andare avanti, però le porte sono aperte per tutti, ecco. Quindi ho sentito le voci e tutto quanto, noi stiamo ancora parlando, quindi la parola fine non si è ancora data. Quindi... Al di là di quello che sarà l'assetto societario, noi ci proveremo anche il prossimo anno, magari anche osando qualcosa di più subito in partenza, a provare a vincere invece che andare soltanto ai play-off, che sono sempre un terno all'otto. Sono molto sincero con te, Gianfranco, se i nostri sponsor ci danno una mano come ci hanno dato una mano quest'anno e se ci saranno ulteriori risorse, è chiaro che ripunteremo a fare i play-off o addirittura a vincere il campionato, però tu sai meglio di me, il calcio sono risorse. Quindi... Allora, in conclusione, vogliamo menzionare qualcuno, al di là di ringraziare i tifosi che ci hanno sempre seguito, qualcuno in particolare? Oggi devo ringraziare che secondo me c'è stato un pubblico strepitoso. Ho visto delle persone che non avevo mai visto durante l'anno e li ringrazio. Però spero che il prossimo anno di riuscire a fare meglio, ringraziare il mister che è subentrato, che ci ha portato in questa posizione, ringraziare i tifosi in primis e poi anche i giocatori uno per uno, che secondo me oggi, se 2 o 3 occasioni nostre, anche quel tiro di Mazzarella al volo del primo tempo andava dentro, era un'altra partita, però noi sappiamo, la Robeganese non molla mai. Bene, allora chiudiamo qua, diamo appuntamento a tutti i tifosi alla prossima stagione, che il Portogruaro c'è e ci sarà comunque. Va bene, grazie.